È solo settembre, ma il Natale non è mai stato un pensiero così vicino. Alberi, luci e addobbi riposano impolverati nelle cantine, pronti a capire che vestito indossare in quest'anno particolare, se l'abito sfarzoso da festa o forse qualcosa di più semplice. Sì, perché in questa nuova era del caro energia nulla è più scontato, nemmeno le luci del Natale. Cominciano a pensarci anche i sindaci della Marca, dopo che il comune di Pordenone, in clima di austerity, ha deciso di spegnere le luci di questo Natale, o almeno nei quartieri della città. Direzione parsimoniosa anche per il comune di Mogliano, decisione del sindaco Davide Bortolato, quella di sostituire le luminarie con addobbi natalizi senza luci. Non spegne l'interruttore invece il comune di Conegliano, che pensa però a grandi tagli. Andiamo verso un autunno che si prospetta come un autunno difficile per tutti i nostri concittadini. Non penso che sia il comune che deve dare l'esempio sbagliato, per cui andremo verso la riduzione delle luminarie. Adesso vedremo se l'annullamento totale, ma sicuramente un grosso ridimensionamento. Gli anni scorsi si parlava di 30.000 euro di investimento, penso che quest'anno non supereremo i 10. Non spegne le luci e punta alla sostenibilità il comune di Castelfranco, che non vuole rinunciare alla magia del Natale a costo, in caso di emergenza, di qualche riduzione. Il comune di Castelfranco Veneto non intende percorrere la strada di mortificare le festività natalizie non dando la possibilità di mettere le luminarie. Noi, come già fatto anche nel passato, cercheremo di produrre un progetto a basso impatto ambientale sostenibile, quindi luci a LED. Vedremo compatibilmente anche con l'andamento dei costi dell'energia da qui a dicembre quale progetto declinare in città, se sia un progetto allargato a tutte le frazioni piuttosto che magari un progetto più ridotto. E se anche Treviso, con il sindaco Mario Conte, lavora per un Natale completo ma moralmente sostenibile, Montebelluna quest'anno indosserà il suo vestito migliore, forse più luminoso di sempre. Ci stiamo proprio lavorando in questi giorni per provare a fare un Natale che magari possa essere anche migliore degli ultimi. L'impegno debba essere massimo proprio e soprattutto in questo periodo di difficoltà per dare anche un po' di gioia ai concittadini, soprattutto ai bambini.